Ci troviamo con la dottoressa Zorzitto, siamo nella farmacia del Monte di Via del Monte a Udine, stiamo parlando del coronavirus. C'è stato un incremento notevole per quanto concerne le persone che acquistano, molti udinesi ma anche persone dai tratti somatici orientali, negli ultimi giorni, dicevo, hanno acquistato, dottoressa, tante mascherine proprio come questa che facciamo vedere, la classica mascherina anti-smog. Sì. Ecco, questo incremento c'è stato anche da lei? C'è stato anche da noi, sì. Diciamo che le persone hanno proprio un timore verso questo virus che c'è sempre stato. È chiaro, la mascherina di per sé può essere un aiuto, è facile, si applica così, ecco, si mette dietro le orecchie e la persona in questo modo non viene a contatto con i liquidi corporei delle altre persone vicine. Ricordiamo che la trasmissione avviene con un semplice starnuto, uno si sta soffiando il naso, tu gli sei vicino involontariamente, ecco. È chiaro che la mascherina non ti salva, può essere un aiuto, può essere un qualcosa in più, però ricordiamoci che le vie di trasmissione possono essere diverse, posso toccare un oggetto di una persona che si è appena soffiata al naso, non lo sapevo, quindi le classiche regole che riguardano tutte le infezioni, tutti i virus, valgono anche per questo. È chiaro, in questo momento siamo nella stagione dell'anno dove il diffondersi del virus è più significativo, abbiamo questa paura, ma in realtà basterebbe un minimo tenersi un po' controllati, non frequentare ambienti particolarmente affollati, gli autobus e queste cose, basta avere quel minimo di accortezza, certo, di lavarsi spesso le mani. La mascherina, regole dell'igiene. Esatto, la mascherina aiuta ma non ti salva. Ecco, questo non è salva da tutto, dirlo, quindi non deve esserci anche questa acquistare, no? E poi la mascherina sarebbe usa e getta, cioè certo, la uso poi la butto, perché comunque ci può essere anche qualche mio batterio che tengo fermo sulla bocca e che poi mi porta comunque ad avere qualcos'altro, certo, quindi è un presidio, insomma, che aiuta ma non salva da tutto. Grazie alla dottoressa Zorzitto che ci ha fatto un po' di chiarezza in merito.